Un grande mandi a tutti, un grande saluto a tutti, mandi a tutti. Eccoci qua. Un'altra volta, sempre a distanza di pochi giorni, perché non si riesce a stare tranquilli, neanche durante, questo periodo ormai quasi festivo nell'imminenza delle feste natalizie della fine di questo 2024. Anzi, ne approfitto per fare gli auguri a tutti per insomma buone feste, per le prossime buone feste. Cosa è successo nuovamente? Beh, tante cose, nel senso che dobbiamo tornare, come al solito, a parlare del nostro Friuli, perché ad esempio lo vedo sempre più oscurato, sempre più censurato, sempre più coperto da una coltre FVGina senza nemmeno trattino, che è pensata in funzione antifriulana per nasconderlo, per omogeneizzarlo a un'unità artificiale che è sempre ed esclusivamente quella regionale, ovviamente con capoluogo triestino, periferico, alieno, se non addirittura ostile, comunque innaturale, mentre all'interno del nostro Friuli viene combattuta in ogni modo anzitutto l'unità friulana, ma anche la piena maturazione di una identità friulana che possa essere finalmente semplicemente libera e anzitutto consapevole del proprio essere e delle proprie potenzialità. Facciamo anche degli esempi concreti, no, per concretizzare questo discorso. Il 15 dicembre di 25 anni fa veniva promulgata e il 20 dicembre di 25 anni fa veniva pubblicata la legge statale generale 482 del 1999 sulle minoranze linguistiche storiche legalmente riconosciute della Repubblica Italiana, che purtroppo, almeno per quanto riguarda la comunità linguistica frulanofona, è rimasta quasi quasi completamente sulla carta, ecco, ha ricevuto un'attuazione molto limitata in questo quarto di secolo, a macchia di leopardo, a seconda anche degli orientamenti politici delle varie amministrazioni chiamate a eh, assicurarne un'esecuzione che è in gran parte mancata, soprattutto su alcune materie fondamentali come quella scolastica, ma anche quella radiotelevisiva, anche pubblica, per fare solo due esempi eclatanti, perché è già qualcosa se il friulano si studia nella scuola primaria, anche lì a un livello così veramente divulgativo e culturale, raramente con vera e propria competenza propriamente linguistica, ecco, ma poi quando si sale alle scuole secondarie c'è nulla, salvo eccezioni che sono però insomma mosche bianche sostanzialmente. Poi la pandemia, per esempio, una delle prime cose che ha fatto saltare, ogni scusa è buona, per esempio è stato proprio il friulano a scuola, ma non ha mai ingranato in realtà. Ma pensiamo anche alla storica disapplicazione praticamente totale della legislazione anche statale di tutela in materia radiotelevisiva.
Rai Trieste vive con il canone dei friulani, ma ha fatto sempre, e temo continuerà a fare sempre poco o nulla per quella che è la principale comunità linguistica autoctona, eh, per quanto sia legalmente riconosciuta nella regione, e la seconda in Italia per numero di parlanti, che peraltro si stanno riducendo sempre più, perché siamo oramai in pericolo di estinzione, no? Come ci documentavano alcuni sondaggi presentati trionfalmente da un'amministrazione regionale che forse non ha ben colto che in realtà documentano una grave crisi, ad esempio del principale fattore della nostra identità linguistica. E oddio, ho già pubblicato tempo fa un video a commento di queste questioni, per cui non mi dilungo oltre su questo esempio. Facciamone un altro, perché i problemi non sono solamente linguistici, sono, io direi anzitutto geopolitici, perché il Friuli è una realtà complessa, anzitutto geografica e storica, ma anche linguistica e culturale, certo, però il fondamento qual è? Il fondamento è anzitutto geografico e storico, no? E qui addirittura ci stanno facendo mancare la terra sotto i piedi. E, già anche qui avevo pubblicato alcuni commenti video sulle ipotesi relative alla geopolitica degli enti locali intermedi tra comuni e regione autonoma Friuli, trattino Venezia Giulia, perché lo ripeto sempre, il trattino esiste, nel senso che anche la legge costituzionale 1 del 2016, ad esempio, lo utilizza sempre dappertutto. Ecco, nel caso in cui la Camera e il Senato, cioè il Parlamento statale, approvi la riforma proposta dal Consiglio regionale a iniziativa regionale, quindi sul ripristino degli enti di area vasta, chiamiamoli province regionali, chiamateli come volete, insomma, ci siamo capiti. Si tratterebbe di una possibilità di riequilibrio geopolitico anche, no? All'interno di una regione autonoma quantomeno duale, artificiale, imposta dall'alto, composita, complessa, insomma, con questo capoluogo periferico, alieno, del tutto innaturale, che costituisce il nostro principale problema. È inutile nasconderci dietro a un dito, no? Peccato che, come facevamo notare più recentemente, sempre in un altro video, che insomma vi invito sempre a recuperare su questo canale, peccato che a Roma parlamentari amici dei nostri politici regionali leghisti al comando triestino-centrico in regione, sempre più triestino-centrica la giunta regionale Fedriga, a Roma cosa hanno fatto? Hanno agganciato alla locomotiva della restaurazione delle vecchie province, o comunque insomma, della nuova istituzione delle nuove province regionali, cioè insomma, la modifica dello statuto speciale sugli enti di area vasta, ci hanno agganciato un vagone relativo alla possibilità di andare addirittura a riformare a livello regionale la legge regionale statutaria sulla forma di governo, per consentire ai triestini di propiziare il terzo mandato federighiano nel 2028, senza più alcun limite, senza più alcun controllo
senza più alcuna reale garanzia per le opposizioni, in un contesto nel quale oramai va a votare metà degli aventi diritto, metà dei meno della metà dei corregionali. Si vorrebbe trasformare un referendum da confermativo o oppositivo in abrogativo, istituendo di conseguenza quindi anche un quorum eh, non solamente deliberativo, ma anche costitutivo in quest'ultima ipotesi, qualora passasse questa legge costituzionale tandem tra gli enti locali e diciamo, l'agevolazione procedurale per l'eventuale riforma della legge regionale sulla forma di governo per garantire al nostro presidentissimo, al nostro reuccio locale il suo terzo giro nel 2028, ovviamente in favore, come al solito, dei triestini, che comandano su tutto e tutti, no? Qualora in caso di approvazione di questo tandem, che viene data praticamente per scontata, si aprono poi tutte le questioni geopolitiche relative agli enti locali, ad esempio, no? Ai futuri enti locali intermedi di area vasta tra comuni e regione, a queste nuove province regionali di nuova istituzione dopo la soppressione delle vecchie province. Non è un segreto, anche qua devo intervenire pubblicamente perché c'è addirittura un dibattito pubblico, un dibattito sui giornali che sto iniziando a seguire, con più di qualche preoccupazione, a dir la verità. Cosa succede? Ci sono già alcune idee di, come dire, ehm, riforma dei confini delle vecchie province ordinarie statali totalmente soppresse a seguito della fallimentare riforma geopolitica delle cosiddette UTI, che sono state oramai superate. Siamo una sorta di grande Valle d'Aosta con un sistema regionale e locale che non conosce più gli enti intermedi, ma solo comuni e regione autonoma. Peccato che il nostro capoluogo regionale si trova nell'angolino in basso a destra, e oltre a volerci un gran bene e a tenersi tutta la spesa pubblica, anche regionale, concentrata ovviamente tutta o gran parte, insomma, il grosso della spesa pubblica discrezionale, anche regionale, si sa che serve per accontentare anzitutto Trieste, no? Ebbene, io francamente mi auguravo che finalmente si cogliesse la opportunità di riunificare il Friuli, no? Anche perché un unico ente provinciale con circoscrizione estesa dai Monti al Mare e dal Livenza al Timavo costerebbe molto di meno anche alla finanza regionale. Cioè dal punto di vista dell'efficienza, dal punto di vista delle economie di scala, dal punto di vista, perché no, anche geografico e storico, oltre che identitario, culturale, la riunificazione del Friuli potrebbe essere una grande occasione di crescita per tutta la comunità friulana. Ma visto che naturalmente i triestini non possono assolutamente consentire che il Friuli si riunisca finalmente, ma da sempre perseguono la politica del divide et impera, perseguono viceversa la politica dell'unità regionale innaturale.
e della frammentazione del Friuli per combatterne in tutti i modi l'identità, per esempio attraverso il famoso logo Friuli Venezia Giulia senza nemmeno trattino. Io sui Furlan e Vonde. Ma insomma, io sono Friuli Venezia Giulia è qualcosa di intollerabile, qualcosa di antifriulano. E tutto ciò che è fevugino è assolutamente antifriulano e bisogna combattere viceversa per il ripristino di un trattino che è semplicemente dovuto anche dal punto di vista legale, perché la sua soppressione è semplicemente abusiva, in quanto contraria alla legislazione costituzionale. Ebbene, Trieste sta portando avanti, ovviamente non direttamente, ma tramite i suoi collaborazionisti, i suoi amici, insomma, coloro che si prestano, coloro che si stanno prestando, sta portando avanti l'idea di nuove province che vadano a indebolire il più possibile non solamente il Friuli, sempre più suddiviso, ma anche e soprattutto Udine, che è la storica avversaria, no, del capoluogo regionale triestino. Sui giornali stiamo leggendo di possibili riforme confinarie, ehm, per esempio sul mandamento di Cervignano che si pensa di riaccorpare a un'entità geopolitica goriziana che verrebbe ridenominata Gorizia Aquileia o Aquileia Gorizia, insomma vedremo. Tutto ancora in fieri, questa ridenominazione svela ciò che c'è in gioco, perché Aquileia non è un paese come tutti gli altri, Aquileia è dal punto di vista soprattutto storico, ma anche artistico, culturale, chi più ne ha più ne metta, è una località fondamentale, decisiva per la storia di tutto il Friuli. Per l'identità stessa anche del futuro, insomma, del Friuli, se mai ne esisterà uno nei prossimi decenni, nei prossimi secoli, perché non so come andrà a finire, magari riusciranno ad annacquarci, a livellarci nel Friuli Venezia Giulia, letto tutto di un fiato, ovviamente senza trattino, con unico capoluogo triestino, ovviamente. E, si porta avanti un argomento storico in assenza di argomenti geografici, perché il vecchio confine di spartizione del Friuli tra la Serenissima e gli Asburgo, il vecchio confine che sopravvisse fino alla Prima Guerra Mondiale, in realtà è un confine di mera spartizione che passava sullo Iudrio e divideva in due la stessa pianura, per cui francamente il Timavo dal punto di vista geografico mi sembra molto più adeguato a marcare una distinzione, ma in assenza di argomenti ehm, geografici, perché la pianura friulana quella è ed è la stessa da una parte e dall'altra del vecchio confine, ehm, si fa valere l'argomento storico legato ai confini dell'arcidiocesi di Gorizia, fra l'altro anch'essa derivante dalla soppressione dell'unico patriarcato aquileiese, che insomma, mh, insomma, univa sotto la giurisdizione metropolitana del patriarcato aquileiese, insomma, tutto il territorio insomma, del Friuli, per cui non, non vedo anche qui questo argomento quasi fosse decisivo. No, è verosimilmente un argomento suggerito dai triestini, anche perché non si capisce come mai si fa riferimento ai confini dell'arcidiocesi goriziana ehm, solo a occidente,
quando si tratta di inglobare Cervignano, ma non anche a Oriente, ad esempio, perché si tratterebbe, seguendo questa logica, di inglobare, per esempio, i comuni di Duino Aurisina o Sgonico, per fare solo degli esempi, i comuni del Carso attualmente triestino, comuni che rientravano nella UTI giuliana triestina, eh, comuni, diciamo, che si trovavano nell'ex territorio libero di Trieste, zona A, cioè nella vecchia provincia ordinaria triestina, per intenderci, inglobarli anch'essi in questa nuova provincia regionale di nuova istituzione. Perché? Molto semplicemente perché anche Duino Aurisina e Sgonico si trovano in arcidiocesi di Gorizia, perché l'arcidiocesi di Gorizia arriva praticamente fino alle porte del comune di Trieste, in realtà. Ma questo non viene detto, chissà come mai, forse perché chi è tanto goriziano non se la sente di andare a ridiscutere i confini anche a Oriente nei rapporti con Trieste. Perché questo doppio peso, due pesi e due misure, no? Figli e figliastri. C'è chi è più simpatico, chi è meno simpatico, no? La bravura dei triestini è questa, no? Far sentire i friulani prima goriziani o prima udinesi e metterli l'uno contro l'altro per fomentare divisioni e affrontare separatamente le altre province della regione per conservarne l'egemonia, no? E divide et impera, la vecchia politica di Cesare per il dominio delle Gallie. Insomma, viene applicata anche contro il Friuli, contro i friulani. Per cui anche l'argomento storico in realtà eh, non mi sembra decisivo e comunque se fosse davvero autentico, davvero sentito, dovrebbe essere fatto valere anche nei rapporti con l'altra provincia confinante, l'altra ex provincia confinante, quella triestina, perché ci sarebbero altri comuni da inglobare anche a Oriente eventualmente, volendo seguire questa linea interpretativa. Eppure sembra che questa questione non venga posta da nessuno. Eh, ma non solo, vi sono molte altre questioni su queste proposte, eh, perché vi ho linkato in descrizione una normativa di rango paracostituzionale di attuazione dello Statuto speciale che prevede previe consultazioni della popolazione locale prima dell'istituzione di nuove province regionali. Per cui anche il vincolo referendario, certo non vincolante, ma obbligatorio per il legislatore regionale, penso all'articolo 8 del decreto legislativo 9 del 1997, che al primo comma lo prevede espressamente come passaggio necessario di un iter legislativo complesso. Ecco, questo paletto procedurale è un vincolo, insomma, non secondario da osservare per quanto riguarda l'istituzione di questi nuovi enti, se, ammesso e non concesso, che il Parlamento approvi poi la riforma dello Statuto speciale, che quasi sicuramente comporterebbe la concessione del terzo mandato al nostro presidente veronese triestinizzato, per cui
Come potete notare la situazione è complessa, la situazione è ingarbugliata, il Friuli è costantemente in pericolo, attanagliato da tutte le parti. Da una parte a occidente abbiamo i nostri grandi e potenti vicini veneti, anche se ultimamente abbiamo tirato una boccata d'ossigeno dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sulla cosiddetta autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. E lì vi rimando ai video molto importanti che ho pubblicato sempre su questo canale, anche perché se no la facciamo troppo lunga. E a oriente c'è il nostro capoluogo regionale che non perde occasione per ribadire il proprio ruolo, cercare di unificare la regione conculcando l'identità friulana e soprattutto friulanofona, insomma, creare dal nulla l'FVG senza trattino, ovviamente distruggendo il Friuli, ovviamente cancellando il Friuli. E quindi, che devo dirvi? Continueremo ovviamente a monitorare tutte queste questioni, ehm, eh, cercando di fare il possibile per difendere insomma quel poco che resta del Friuli, della sua realtà geografica, storica, linguistica, culturale, ehm, anche a livello geopolitico, però sarà molto difficile se non ci sarà un sostegno anche dal basso, per cui l'invito è a far girare quanto più possibile questi video, a sostenere questo canale, a farlo conoscere, a divulgarlo il più possibile. Buone feste, grazie a tutti e passaparola.